Buonasera a tutti, Chiesa, pace del Signore. Vi invito ad alzarvi in piedi. Chi può alzarsi, chi non può restare seduto, ma chi può alzarsi, che si alzi in piedi per cominciare il nostro adorarti al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Siamo qua oggi per dare a Lui la nostra migliore lode, la nostra migliore adorazione, rendergli l'onore che Lui spetta, che Lui merita. Ma come sempre, per cominciare questo culto, io voglio invitarti che tu possa fare un bel sorriso alla persona che è vicino a te e poi darle un bel abbraccio, il più bel abbraccio caloroso che tu possa dargli questa sera, e che tu possa dire a questa persona: io e te siamo uno in Cristo. Questo è essere Chiesa, l'essere Chiesa è essere uniti, l'essere Chiesa è vivere insieme, l'essere Chiesa è rafforzarci gli uni gli altri anche attraverso un semplice abbraccio. Ma essere Chiesa è essere uniti anche nel mondo spirituale, e per questo motivo io voglio invitarti in questo momento a pregare insieme a me. Prega per la tua vita, prega perché Dio possa parlare con te questa sera. Prega perché Dio possa darti quella parola profetica, quella risposta, quella convinzione che stavi aspettando. E in questa preghiera metti anche la persona al tuo lato, il tuo fratello, la tua sorella, la tua moglie, il tuo marito, il tuo figlio, chiunque sia la persona vicina a te. Metti questa persona in questa preghiera affinché Dio possa anche benedire la sua vita in questa serata. Signore Gesù, siamo qua, Signore, questa sera per adorarti, per esaltarti, per ingrandire il tuo nome, perché tu sei degno della nostra migliore lode, della nostra migliore adorazione, Padre. E io ti chiedo, Dio, in mezzo alle lodi, in mezzo alle adorazioni, in mezzo alle preghiere, in mezzo alla predicazione di questa sera, che tu possa portare la tua benedizione su questa Chiesa. Comincia, Signore, a versare il tuo spirito e la tua gloria in mezzo a noi, che questa sera possa essere una serata in cui noi ti adoriamo e allo stesso tempo veniamo guariti dal tuo spirito, e allo stesso tempo riceviamo benedizioni per la nostra vita, e allo stesso tempo veniamo trasformati nei nostri cuori. Veniamo a essere rotti davanti a te per vivere una nuova storia insieme a te, per vivere la tua volontà, per vivere ciò che tu hai per le nostre vite. Che questa possa essere una sera di rinnovo, una sera di trasformazione, una sera di restaurazione per molti di noi. Benedici questa Chiesa e ricevi la nostra migliore lode nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso ancora più forte, dai, è per Dio. Dato che è da un po' che non lo facciamo, voglio cominciare chiedendo di ripetere insieme a me: se Dio è per me, chi sarà contro di me? Più forte: se Dio è per me, chi sarà contro di me? Chi sarà contro di me? Adesso girati verso la persona che è di fianco a te e di: se Dio è per te, chi sarà contro di te? Adesso diciamo tutti insieme in una sola voce: se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, Chi sarà contro ancora di una volta, noi? se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? amen.
buio, luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come. Cominciamo da capo, grande in potenza tu sei, grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, e non c'è un altro come te, Gesù. Luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Insieme, grande in potenza tu sei, grande in potenza tu sei, vista dai ciechi tu dai, non c'è. Luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come. Sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Tu sei Dio, sei Dio, sei Dio è per noi. Se Dio è per noi, se Dio è per noi, se Dio è per noi, più forte! Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, se Dio è per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Redentore, grande in potenza, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, sei Dio. Canta più forte, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Ancora una volta! Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Sei Dio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci
ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio, tu sei Dio. Alleluia. 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 Celebra il Signore ancora più forte. Fai ancora un applauso al Signore. Alleluia. Che bello vedere che tante persone sono tornate di ferie. Oggi tante persone sono tornate. Settimana scorsa tante persone non stavano bene. Ma gloria a Dio, sono tutti qua questa settimana per la gloria del Signore. È bello vedere di nuovo la chiesa che si sta riempiendo. È molto gioioso essere qua e adorare il nostro Signore. Lo Spirito Santo di Dio è già qua in questo ambiente, è già in questa casa e noi chiederemo a Lui di riempire questo ambiente. Tu non sei venuto qua in vano, non sei venuto qua per vedere chi c'era, ma tu sei venuto qua per vivere un sovrannaturale di Dio che succederà in questa sera, in questo luogo. Tu sei venuto qua per vedere la gloria di Dio che si manifesterà in questo luogo. Io ti invito a non perdere questa presenza, a non distrarti davanti a questa presenza, a non guardare da una parte o dall'altra, a guardare cosa sta succedendo. Buttati nella presenza del Signore, buttati tra le braccia del Padre questa sera. Comincia a chiedere al Signore: riempi questa casa, Signore, riempi questo luogo. Noi ti diamo libertà. Noi vogliamo vivere la promessa che c'è in gioielli. Noi vogliamo vivere quella promessa, ma non vogliamo vivere la settimana prossima, l'anno prossimo. Noi vogliamo viverla oggi. Noi vogliamo assaggiare di questa presenza, approfondarci in questa presenza oggi, Signore. Amém. Chiuda i tuoi occhi in questo momento. Spirito Santo, grazie della tua presenza in questo luogo. Spirito Santo, prendi possesso da ogni cosa, Signore, da ogni cosa che sta succedendo in questo luogo. Prendi dominio, Signore, da ogni cosa. Riempi questa casa con il tuo Spirito Santo. Riempi questa casa con la tua presenza. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà, che scenda il tuo Spirito. Fare questo, riempi questo luogo, riempi questo luogo. Diamo libertà, che scenda il tuo Spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai, cambi ciò. Ravvivaci, ravvivaci. Vieni, fai, vieni, fai ciò che non ho visto mai, compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci.
Vieni fai ciò che non ho visto mai, come ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, vieni fai ciò che nessun uomo può, vieni fai ciò che non ho visto mai, come ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, Yeshua. Nós siamo ancora in gennaio, comincia a chiedere al Signore che io possa vivere e vedere, Signore, il sovrannaturale di Dio che si muove in mezzo a noi quest'anno. Che eu não possa, Signore, essere assente, Signore, quando tutto ciò succederà. Signore, che eu possa essere pronto per ricevere, Signore, che eu possa essere pronto per vivere, Signore. Spirito Santo, che ogni disânimo che assola la nostra anima, che ogni cosa, Signore, che era chiuso il nostro cuore, Signore, noi schiacciamo via del nostro cuore, perché noi vogliamo avere questa libertà, la libertà di stare a Tua presenza, la libertà, Signore, di sentire la Tua presenza, di sentire la Tua presenza. Spirito Santo, Spirito Santo, noi ti diamo libertà, Spirito di Gesù, noi ti diamo libertà, noi ti diamo libertà, noi ti diamo libertà, noi ti diamo libertà. Spirito Santo, noi ti diamo libertà, noi ti diamo libertà. Spirito Santo, noi ti diamo libertà.
profetizziamo, noi profetizziamo, noi profetizziamo, noi profetizziamo. C'è un nuovo tempo, una nuova storia, noi profetizziamo, che noi vivremo il sovrannaturale, noi profetizziamo, che noi vivremo il nuovo avvivamento, un nuovo avvivamento. Noi profetizziamo la tua benedizione, la tua presenza in noi ogni giorno. Spirito, perché noi vogliamo di più di te, di più della tua presenza. Non c'è niente che importi di più che la tua presenza, Gesù. Noi vogliamo di più, Signore. Noi vogliamo dichiarare questo. Io voglio te, niente più di te, Gesù. Io voglio te, niente più di te. Io voglio te, Gesù, niente più di te. Io voglio te, Gesù. Io voglio te, Gesù, niente più di te, Gesù. Voglio te, Gesù. Voglio te, Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Dio non è in cerca di persone buone, Dio è in cerca di persone vere che lo adorano in spirito e in verità. Perché tu pensi che Lui ha insegnato ad una donna peccatora come adorare? E nella chiesa no. Siamo tutti peccatori qua, non siamo buoni. Tu sai che non sei buono, tu sai che non sei buono. Gesù è solo in cerca di veri adoratori che non adorano qua solamente, ma adorano a casa, nel lavoro, nella scuola, e sono sempre avvolti dalla presenza di Dio, che non vogliono altro se non la presenza di Dio. Alleluia. Avvolto in tua presenza, ai tuoi piedi dove voglio stare, in mezzo alla tua santità voglio restare. Non per benedizioni, no, no, non per benedizioni. Gesù, non sei essere stato indifferente, mi pento se ero lontano da te, portami al primo amore, io apro il mio cuore a te. Ripetiamo più una volta, mi pento, mi pento. Ero lontano da te, portami al primo amore, io apro il mio cuore a te.
solo te, sempre più di te, io voglio te, solo te, solo te. Io voglio solo te, solo te, sempre più di te, io voglio a te, solo te, solo te Gesù, sempre più di te, oh, io voglio a te, solo te, solo te, oh, sempre più di te, io voglio a te, solo te. Niente più di te. Dichiariamo adesso, ehi! Vieni, scendi! Vieni, scendi, la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi, la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi,
Possiamo fare un grande applauso al nostro Signore. Com'è bello sentire la presenza di Dio in mezzo a noi, rallegrarci di questa presenza e lodare il nostro Padre, o no? È stato un tempo, questi primi 40 minuti, mezz'ora di culto meravigliosa la presenza di Dio, e sono sicuro che Dio avrà ancora da moltiplicare in questa serata quello che abbiamo sentito in questi primi minuti del nostro adorarti. Io voglio invitarti a sederti qualche minuto, se possiamo accendere le luci. Prima di passare alla parola abbiamo da fare alcune cose. Come prima di queste cose voglio presentare i visitanti di questa sera. Vi chiedo già scusa se sbaglio qualche nome, ma sono con noi Kawan, là. Ci sono i parenti, le parenti di Suelen, la mamma, la nonna e la cugina di Suelen, Margaret, Regina e Rebecca, se non sbaglio, di Suelen lì. C'è Autar insieme a Singh, là in fondo, benvenuto. Ci sono Tiago, David e Talita lì. Cosa possiamo dire a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se c'è qualche fratello, sorella vicino a loro che può dargli un abbraccio per ricevere tutti quanti loro. Amen, siete benvenuti oggi, sempre, nella casa del Signore. Vogliamo dare qualche avviso per i prossimi giorni che stanno per arrivare, avvisi molto importanti, quindi prestate molta attenzione. Ogni mattina, già da lunedì, ci stiamo trovando su Zoom per questo proposito di 12 giorni di preghiera alle 6 di mattina. Il tema della preghiera è Shalom e ogni giorno stiamo scoprendo un nuovo significato di questa parola che possa benedire il nostro 2025. Stiamo pregando per tutti quanti voi, quindi preghiamo per le nostre vite, per le nostre case, per le nostre famiglie, per tutta la Chiesa, e tutta la Chiesa è benvenuta a partecipare a questi incontri. Il modo per partecipare è solamente accedendo al link che abbiamo sul gruppo della Chiesa. Ogni mattina mettiamo il link 5-10 minuti prima della preghiera e ci troviamo lì per questa mezz'oretta insieme, 40 minuti, insieme intercedendo affinché le nostre vite possano essere benedette da Dio. Quindi rinnovo per chi magari ancora non è riuscito a collegarsi la mattina, siamo lì tutti quanti insieme a pregare come Chiesa unita. Amen. Il problema potrebbe essere se non sei nel gruppo della Chiesa. Se non sei nel gruppo WhatsApp della Chiesa, questo è un problema perché non potrai accedere alla preghiera. Quindi in che modo accedere al gruppo WhatsApp della Chiesa? O chiedete a me, alla pastora Andrea, oppure da Instagram c'è una cosa chiamata bio, che ancora non ho capito perché si chiama così, ma è un luogo in cui tu puoi cliccare, lì puoi entrare nei vari gruppi della Chiesa, tra cui il gruppo di WhatsApp Siamo Uni in Cristo. Prossimo avviso, Feijoada 26 gennaio, domenica 26 gennaio, quindi domenica prossima saremo qua in chiesa per una bella feijoada insieme, e è una feijoada del Dipartimento B-Mission, quindi il Dipartimento di Missioni della nostra Chiesa, per aiutare i progetti missionari della Chiesa. Uno dei progetti tra i principali è quello della nostra missionaria Sonia. Se puoi alzarti in piedi, Sonia, che è qua oggi, tornata dalle sue missioni, è qua oggi a visitarci. Questo è uno dei progetti del nostro Dipartimento di Missioni.
e domenica prossima avremo questo tempo insieme. È un tempo di comunione, un tempo di vivere l'essere uno in Cristo. Saremo tutti qua in chiesa, mangiando insieme e aiutando l'opera del Signore. Quindi questo evento è aperto a tutti quelli che volete invitare, amici, parenti, se volete chiamare qualcuno, fatelo venire. 2 cose sono importanti. Prima cosa, bisogna prenotare entro mercoledì affinché possiamo preparare tutto al meglio, organizzare tutto al meglio per la feijoada per tutti quanti. Seconda cosa, per prenotare dovete iscrivervi a un modulo che c'è nel gruppo della Chiesa. Quindi se non sei nel gruppo WhatsApp della Chiesa, torniamo al problema di prima, devi entrare nel gruppo WhatsApp della Chiesa, lì compilare questo modulo entro mercoledì per prenotare la tua feijoada, che volendo si può anche prendere da asporto per chi la volesse portare a casa, per condividerla a casa con la propria famiglia. Prossimo avviso, domenica 2 febbraio, quindi la domenica ancora successiva, avremo il nostro primo caffè con i pastori. Di cosa si tratta? Sarà un tempo insieme la domenica mattina per parlare di ciò che è la nostra Chiesa. Abbiamo negli ultime settimane, negli ultimi mesi, visto che ci sono nuove persone che stanno arrivando in chiesa, persone che stanno decidendo se congregare qua, persone che vogliono capire un po' meglio come funziona la chiesa, vedete come sono i culti, vi piace la lode, siete benedetti dalla parola, ma volete capire un po' meglio in che modo lavoriamo, qual è la visione della chiesa, quali sono le dottrine della nostra chiesa. In questo caffè con i pastori noi spiegheremo tutte queste cose, risolveremo ogni vostra domanda, ogni vostro dubbio, così che potete entrare veramente a fare parte del nostro essere uno in Cristo. Per questo motivo questo evento, questa mattinata che poi ripeteremo magari tra qualche mese, è per quelle persone che da poco tempo stanno venendo in chiesa. Tu che sei qua dal 2004, non venire al caffè con i pastori perché non c'è bisogno. Tu che sei qua dal 2020, non c'è bisogno, già conosci in che modo lavoriamo. Tu che sei qua da 1 anno, già conosci in che modo lavoriamo. Se vuoi venire per aiutarci a preparare il caffè, aiutarci a preparare la colazione, per preparare tutto quanto, sei molto benvenuto, molto benvenuta. Ma tu che sei qua da 1 mese, 2 mesi, da poco tempo, vuoi capire bene come funziona, allora tu sei molto benvenuto a venire a questo incontro insieme. E anche questo, per preparare tutto al meglio, sarà necessaria la prenotazione che, indovinate, sarà attraverso il modulo sul gruppo della Chiesa. Quindi se non sei nel gruppo della Chiesa sei proprio out, no? Come si dice. Prossimo avviso. Cena delle coppie. Facciamo un bel venerdì 28 febbraio alle 7:30 di sera avremo qua la nostra cena per le coppie. Per me sei casa. Avremo la presenza già confermata di una coppia, di una famiglia esemplare, eccezionale, che sono il pastore Paolo Pereira e sua moglie Rosa. Saranno qua entrambi, sarà qua anche sua loro figlia, e porteranno una parola, un'amministrazione alle coppie che saranno qua presenti. Ripeto, questo è un evento per le coppie, quindi tu che sei sposato, tu che sei sposata, sei benvenuta a venire con tuo marito, con tua moglie. Tu che sei fidanzato, fidanzata, sei benvenuta a venire con il tuo fidanzato o tua fidanzata. Tu che al momento non sei sposato, al momento non sei fidanzato, questo evento per il momento non è per te, ok? Ma tutti coloro che sono già una coppia, allora sono benvenuti a venire a questo evento. Se avete figli, non sapete dove mettere i figli, dove parcheggiare i figli quella sera, non ci saranno problemi. Prepareremo qua un posto dove anche i figli potranno stare, ci sarà chi prenderà cura di loro, ci sarà chi li sfamerà, non preoccupatevi, e voi potrete partecipare a questa serata in totale tranquillità e essere benedetti da Dio come coppia, come casa, per rafforzare il vostro matrimonio, la vostra unione sotto la presenza e la guida dello Spirito Santo. Amen. E indovinate, anche qua c'è bisogno della prenotazione, quindi non vi dico neanche come si farà la prenotazione, già lo sapete. Nelle prossime settimane metteremo tutti questi moduli di prenotazione nel gruppo della Chiesa, quindi state attenti per iscrivervi a tutte le cose, e se non siete nel gruppo della Chiesa, entro la mezzanotte di oggi cercate di entrare.
non so se ci sono altri avvisi, in teoria sono finiti gli avvisi. Voglio solamente comunicare che per il mese di gennaio abbiamo fermato un po' tutte quelle che sono le normali attività della Chiesa, quindi i fusion dei giovani, i B-Brave, i B-Brazer, degli uomini, delle donne, i culti in casa, ma dal 29 gennaio, quindi tra 2 mercoledì, ripartiranno gli in casa. Il 29 gennaio ripartiranno i nostri culti in casa e poi dal mese di febbraio ripartirà tutto nella normalità, quindi con il fusion la prima domenica di febbraio, i B-Brazer e poi gli in casa, il B-Brave, tutto quanto tornerà alla normalità. Amen. Possiamo fare una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi, tu che hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua offerta. Sei molto benvenuto in questo momento a consegnarla alla casa del Signore. Voglio sempre ricordare che là dietro, là in fondo, ci sarà la nostra sorella missionaria Katia col posto. Tu che vuoi fare la tua offerta in questo modo, abbiamo le buste di missioni per aiutare l'opera missionaria, e ciò che oggi Dio ha messo nel tuo cuore di portare con gioia alla sua casa, sei molto benvenuto a portarle in questo momento. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù io voglio pregare in questo momento per ogni decima, per ogni offerta, per ogni primizia, per ciò che tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare alla tua casa, affinché possa essere usato al meglio per la tua opera, affinché questa Chiesa, Signore, possa continuare a crescere, possa continuare a arrivare a raggiungere vite, a raggiungere anime e guidarle alla salvezza per mezzo dell'azione del tuo Spirito. Per questo io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che entrerà nella tua casa possa essere usato al meglio e possa darti ogni onore e ogni adorazione. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Dove viene il mio soccorso? Mi aiuto viene da te. Ciccia racconta la tua gloria, poesie scritta da te, sentieri di misericordia puntano tutti a te. Se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Alzerò sguardo verso i monti, ti vedrò agiati come il sole. Seguirò la luce della tua grazia, perché so sarai sempre il nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Se la creazione tu proteggi, proteggi anche me. Se la creazione tu proteggi, Niente potrà separarmi, e niente potrà separarmi, perché dipendo da te. se mi Trovo perduto, so dove ti posso incontrare. alzerò sguardo verso i monti, ti vedrò agiati come il sole. Seguirò la luce della tua grazia, perché so sarai sempre il nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Oh oh oh. Da dove viene? Da dove viene il mio soccorso? Dichiara! Chi guarisce i cuori rotti, La Chiesa
ci sarai per me. Seguirò tenendo le tue mani, perché so, sarai sempre il nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Sarai sempre il nostro Dio. Se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Alleluia, alleluia, pace del Signore a tutti. Puoi sederti. È sempre un onore, un privilegio poter predicare la parola di Dio, sempre fonte anche di agitazione. Oggi mi sono detto, è l'ultima volta che predico con i fogli, perché quando le persone vedono salire con 3 fogli diranno santo cielo. Staremo qua fino a domani, guarda. Voglio già tranquillizzarti che di solito io predico massimo mezz'ora, ok? 35 minuti è tanto per me, quindi tranquilli. Io scrivo solo perché a volte qua sopra l'agitazione ti fa perdere il filo del discorso, almeno so dove riallacciarmi. Amen. Detto questo, ti invito ad aprire la tua Bibbia nel libro di Deuteronomio, capitolo 5. Leggeremo i versetti dal 24 al 26 per comprendere un po' meglio il contesto e poi leggeremo il 28 e il 29. Deuteronomio, capitolo 5, da partire dal versetto 24. Sicuramente chi vuole seguire qua sul proiettore. Dice così. E diceste, ecco, il Signore nostro Dio ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua maestà, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio ha parlato con l'uomo e l'uomo è rimasto vivo. Ma ora, perché dovremo morire? Questo gran fuoco ci consumerà. Noi moriremo se continuiamo a udire la voce del Signore il nostro Dio, poiché qual è il mortale, chiunque egli sia, che abbia udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco e sia rimasto vivo? Versetto 28. Il Signore udì le vostre parole mentre mi parlavate, e il Signore mi disse, io ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto quello che hanno detto sta bene. Versetto 29. Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre. Rileggerò il 29. Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre. Facciamo una preghiera in questo momento. Padre Santo, eccomi qui, Signore, davanti alla tua Chiesa. Tu sai, Signore, come è vero che tu vivi, che io non ho niente, Signore, da portare alla Chiesa. E se dipende da me, Signore, io e tutti quanti noi usciremo di qua più vuoti di come siamo entrati. Quindi, Signore, in questo momento noi supplichiamo, Signore, la tua grazia, la tua misericordia, la tua pietà e l'intervento, Signore, del tuo Santo Spirito. Che tu venga a aprire, Signore, le nostre menti affinché possiamo comprendere le Scritture. Che tu venga a aprire i nostri cuori per renderci attenti a tutte le parole, Signore, che tu vuoi che escono dalla mia bocca, Signore, in questa serata. Vieni, Signore, a preparare un terreno fertile affinché i semi preziosi che saranno lanciati dal cielo vengano a portare frutto nelle nostre vite. Vogliamo,
vogliamo, Signore, sentire la Tua voce. Noi dipendiamo da Te, noi vogliamo Te. Quindi ti preghiamo, onora te stesso e onora la Tua santa parola. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Ok. Questa sera vorrei parlarvi del timore di Dio. Prima di entrare nel tema, dobbiamo capire il contesto in cui è inserito questi versetti che ho appena letto. Il popolo di Israele era uscito dall'Egitto e aveva pellegrinato 40 anni nel deserto a causa della loro disobbedienza a Dio, a causa della loro mancanza di fede in Dio, a causa dei loro mormorii contro Dio. E in questo passaggio il popolo si trovava ai confini della terra promessa, nelle pianure di Moab. Mosè, leader del popolo, stava dando le sue ultime istruzioni al popolo prima di passare la lideranza a Giosuè. E qui noi vediamo che il popolo, il desiderio di Dio per il popolo era che una volta uscito dall'Egitto il popolo andasse al monte Sinai, Dio avrebbe consegnato la legge, avrebbe fatto costruire il tabernacolo e dopo all'incirca un anno e qualche mese il popolo sarebbe entrato finalmente nella terra promessa. Questo era il progetto di Dio. E dopo questo un anno e qualche mese Dio ha portato il popolo ai confini della terra promessa. Lì noi sappiamo bene che il popolo ha chiesto a Mosè di mandare 12 esploratori a esplorare la terra, ciò che il pastore ha predicato anche settimana scorsa. E Mosè mandò 12 esploratori, erano 12 capi, ognuno di loro era capo di una tribù di Israele, quindi non erano persone qualunque, erano persone rinomate, persone autorevoli, persone che avevano su di loro una responsabilità molto grande. E questi 12 esploratori andarono, esplorarono il paese di Canaan, di qua, di là, tornarono. 10 di loro tornarono dicendo: la terra sì è bellissima, è fantastica, è un terreno prospero, c'è il latte, c'è il miele, tutte quelle cose lì, però ci sono i giganti. A noi sembrava di essere cavallette davanti a loro, però ci sono città fortificate con mura alte fino al cielo. Noi non riusciremo a conquistare questo paese, questo popolo è più numeroso di noi non potremo farcela. E vi leggo qui alcuni versetti, ciò che il popolo pronunciò, ciò che il popolo disse quando udì queste cose. La Bibbia dice così: che tutta la comunità gridò di sgomento, alzò la voce, cominciò a piangere e pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo, torniamo in Egitto. A queste parole Giosuè e Caleb, gli unici 2 esploratori che credevano nel potere di Dio e credevano che Dio, se fosse stato con loro, sarebbero riusciti a sconfiggere tutti quanti. Questi 2 si mettono davanti al popolo, si stracciano le vesti e cominciano a dire: popolo, non mormorate contro Dio, non fate questo, credete in Dio, se Dio sarà con noi ce la faremo. E sai cosa fece il popolo? La Bibbia dice così: tutta la comunità parlò di lapidarli. Ora non so se il popolo voleva lapidare Giosuè e Caleb che stavano parlando in quel momento, o voleva lapidare Mosè e Aronne con cui stavano mormorando prima, o se voleva lapidare tutti e 4. So solo che il popolo aveva deciso di uccidere queste persone che dicevano: andiamo perché Dio sarà con noi. E in quel preciso istante la gloria di Dio è scesa nel tabernacolo. Tutte le persone hanno visto la gloria di Dio scendere.
e Dio ha pronunciato una dura sentenza. Dio ha detto, siccome questo popolo ci ha messo 40 giorni a esplorare questo paese, è già la 10ª volta che questo popolo mormora contro di me, che mi tenta, questo popolo pagherà 40 anni la conseguenza. Voi non entrerete nel paese che ho promesso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, voi tornerete nel deserto e ci sarete 40 anni. Siccome ci ho messo 40 giorni, 1 anno per ogni giorno, voi sarete nel deserto. Alcuni potrebbero dire, ma come mai o no? Dio si è irritato tanto. Grazie. Mi gocciola il naso. Come mai Dio si è arrabbiato tanto? Come ho detto, non era la prima, non era la seconda, non era la terza volta che questo popolo mormorava contro Dio, era già la 10ª volta. E chi dice questa parola è già la 10ª volta è il proprio Dio che la pronuncia. Quindi Dio penso che sappia contare meglio di noi. E Dio dice è la 10ª volta che questo popolo mi tenta, che dubita di me, che mormora contro di me. Questo popolo non entrerà nella terra promessa. E qui, nel passaggio che abbiamo letto, la nuova generazione, ossia tutti coloro che avevano dai 20 anni in su, sono morti nel deserto. I figli che loro dicevano, i nostri figli saranno preda dei nemici. Dio disse, quei figli entreranno nella terra promessa e vedranno la terra che io ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. La nuova generazione era lì di nuovo ai confini della terra promessa. E Mosè, dopo aver dato le sue ultime indicazioni, passò la lideranza a Giosuè. Però devo aprire una parentesi. Il testo che abbiamo letto, ok, Mosè in questo momento sta facendo un flashback. Mosè stava parlando di un altro episodio, stava raccontando quando Dio aveva dato la legge al popolo. Se vi ricordate quell'episodio, è uno degli episodi più pazzeschi, più tremendi che c'è nella Bibbia. Dio aveva detto così a Mosè, prepara il popolo perché domani io mi manifesterò al popolo. La mattina il popolo si svegliò con un suono di una tromba fortissima. Il popolo uscì, andò verso il monte Sinai e videro il monte Sinai che prendeva fuoco. C'era una nube sopra il monte, fulmini, tuoni, il monte tremava e tutte le persone a vedere quello cominciarono ad aver paura. E come se non bastasse, Dio dal fumo, Dio dal monte aprì la sua bocca e cominciò a parlare con il popolo. E Dio cominciò a dare i 10 comandamenti al popolo. E il popolo, sentendo quello, cominciò a tremare davanti a Dio. E la Bibbia dice che anche Mosè che tremò davanti a Dio. Uno spettacolo così pazzesco, così glorioso. Dio che parlava dal cielo, le persone che sentivano la sua voce. E il popolo andò da Mosè e disse, è meglio che non ci parli Dio, altrimenti noi moriremo. Facciamo così, Dio parla con te e poi tu vieni da noi a riferirci tutte le parole che Dio ti ha detto. E Mosè disse così, in Esodo capitolo 20, versetto 20, dice così, Mosè disse al popolo, non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio e così non pecchiate. Il desiderio di Dio è che il popolo avesse timore di Lui. Dio non voleva spaventare il popolo, non voleva che il popolo avesse paura di Lui, voleva che avesse timore. Cos'è timore? Timore di Dio non è paura, timore di Dio è riverenza, è rispetto, è sottomissione, è riconoscere la supremazia di Dio, è riconoscere che Dio è al di sopra di tutto, è piegare il capo, è riuscire a fare questo e riconoscere che Dio è al di sopra. La Bibbia ci dice che davanti al trono di Dio ci sono 24 anziani e questi 24 anziani hanno una corona sopra la loro testa.
Ma quando i serafini cominciano a cantare, questi 24 anziani si alzano, tolgono la corona, la gettano davanti a Dio e si prostrano davanti a Dio dicendo: tu sei degno di ricevere tutto l'onore, tutta la gloria, perché loro hanno riconosciuto che il Re dei Re, il Signore dei Signori è il nostro Dio. Quindi il desiderio di Dio è che noi riconosciamo che Lui è al di sopra e così noi ci pieghiamo. Questo è timore. Noi sappiamo che Dio è buono. Quando il giovane ricco andò dal Signore Gesù e disse: Maestro buono, cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli? Gesù lo guardò e disse: perché mi chiami buono? Solo uno è buono, Dio. Gesù stava dicendo così: forse tu stai riconoscendo che, siccome mi chiami buono, stai riconoscendo che io sono Dio. Gesù era veramente Dio, ma Gesù ha specificato: chi è buono è solo Dio. Quindi o tu stai riconoscendo che io sono Dio, o tu stai parlando tanto per dare aria alla bocca, perché chi è buono è solo Dio. Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è amore, Dio è pieno di compassione, Dio perdona, Dio fa grazia, Dio è tutto di ciò che c'è più fantastico. Ma, e questo ma non è negativo, Dio è santo, Dio è giusto, Dio si irrita. Sapete che uno dei attributi di Dio è l'ira di Dio. Dio si irrita. Il Salmo 7, versetto 11 dice così: Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Un Dio che si irrita ogni giorno. Però la Bibbia ci dice anche che Dio è lento all'ira, quindi quanto dobbiamo fare arrabbiare Dio che Lui è lento all'ira, che si irrita ogni giorno? Cioè Dio guarda la terra, vede quanto l'uomo è corrotto. Quando Dio guardava ai tempi di Noè la terra, vedeva l'uomo corrotto e ha deciso di sterminare la razza umana. E oggi secondo te? La Bibbia dice chiaramente, Gesù disse che gli ultimi tempi saranno come i giorni di Noè. Se noi guardiamo là fuori è peggio secondo me dei giorni di Noè. Quindi quanto Dio vorrebbe fulminare questa generazione secondo voi? Però Dio è così buono che sta conservando quest'ira per riversarla solamente nel giorno del giudizio, per concedere alle persone il tempo di ravvedersi. Però l'ira di Dio fa parte del carattere di Dio. La Bibbia dice che noi dobbiamo celebrare a Dio un culto gradito con timore e riverenza, riconoscendo che Dio è anche un fuoco consumante. Dio è un fuoco consumante. E tutto questo ci serve per far che? Riconoscere chi Dio è e avere timore di Dio. La Bibbia dice che il timore di Dio è il principio della saggezza. Una persona saggia, una persona che sa come comportarsi, è una persona che ha timore di Dio. Perché senza timore di Dio noi non riusciremo a comportarci in modo corretto. Quando nessuno ci vede, quando non c'è nessuno in casa, l'unico che ci guarda è Dio. E ciò che ci impedirà di fare cose sbagliate in casa, fuori casa, al lavoro, è il timore di Dio. È riconoscere così: sì, non c'è nessun essere umano che mi sta guardando, però c'è un Dio del cielo che vede tutto. In Ebrei sta scritto che non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, perché tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Noi siamo professionisti nel nascondere le cose, possiamo nascondere le cose da tutti, ma non da Dio. Dio vede tutto. E questo deve creare in noi cosa? Timore. Non esiste timore di Dio senza conoscenza di chi Dio è. Il popolo di Israele aveva visto tutti i miracoli, tutti i segni, tutti i prodigi, perché Dio era un Dio sconosciuto. La Bibbia ci dice che Dio si era rivelato ad Abramo e a Isacco, a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma Lui si era rivelato a delle singole persone. Dopo che il popolo è andato a finire in Egitto per 200, 300, 400 anni, Dio non ha parlato, nessuno conosceva Dio. Dio si è rivelato a Mosè con il suo proprio nome, Yahweh, colui che è, ma Dio si è rivelato a Mosè con questo nome, ma la nazione non conosceva Dio. Allora cosa fece Dio? Dio ha voluto acquistarsi un nome. E com'è che Dio ha fatto questo? Mandando le piaghe, facendo segni, facendo prodigi, perché
Gli egiziani avevano un'infinità di dei, per ogni cosa c'era una divinità, così come nella mitologia greca, no? C'è il dio del sole, il dio di questo, il dio della guerra, il dio della fertilità, ok? Così erano gli egiziani. C'era Ra, il dio del sole, c'era Anubi, c'era Horus, ok? Ognuno era una divinità. Ma quando Dio ha colpito l'Egitto con le 10 piaghe, Dio stava colpendo ogni divinità degli egiziani. Dio stava dicendo così: il vostro Dio è Dio Ra, il Dio del sole. Bene, io mando le tenebre nel vostro paese, per 3 giorni non riuscite neanche a camminare perché non riuscite a vedere davanti a voi, dimostrando che io sono superiore al vostro Dio Ra. Quando per loro il Nilo, il fiume Nilo, per loro era una divinità, allora Dio ha colpito il Nilo facendo diventare le acque sangue e facendo morire tutti i pesci che c'erano nel fiume, dimostrando che Lui è al di sopra anche del loro fiume. Dio stava acquistando un nome perché Dio era sconosciuto, allora Dio si stava rendendo famoso. Dio stava dimostrando che Lui è al di sopra di ogni altra divinità, che Lui è il Dio degli dei. Non sto dicendo che esistono altri dei, ma i dei costruiti dagli uomini. Dio è al di sopra di tutti quei dei. Dio si stava acquistando un nome. Il popolo di Israele ha visto tutti quei segni, ha visto tutti quei prodigi, è entrato nel Mar Rosso con un muro d'acqua qui alla loro destra, un muro d'acqua qui alla loro sinistra, sono entrati nel terreno asciutto. Hanno visto i segni, nel deserto Dio di notte li guidava con una colonna di fuoco, di giorno li proteggeva con una nuvola. Cioè Dio si è dimostrato superiore, si è dimostrato grande, ma nonostante tutto questo il popolo ancora non conosceva Dio. Il popolo ancora non aveva timore di Dio, il popolo sì ha visto i miracoli, ma non aveva conosciuto Dio. Il popolo non aveva avuto un'esperienza personale con Dio. E per aver timore di Dio noi abbiamo bisogno di avere un'esperienza personale con Dio. Dobbiamo conoscere Dio. Se noi non conosciamo Dio, noi non possiamo avere timore di Lui, non possiamo rispettarlo, non possiamo avere riverenza perché non sappiamo chi Lui è. Se noi non conosciamo il carattere di Dio, noi non possiamo avere timore di Dio. Un giorno dei Sadducei, che è una setta religiosa come i farisei, sono andati da Gesù per metterlo alla prova su un argomento sulla risurrezione, e Gesù disse così: voi errate perché non conoscete la scrittura e né la potenza di Dio. Prima cosa, se noi vogliamo conoscere Dio, dobbiamo conoscere la scrittura, perché Dio si rivela per mezzo della sua parola. È qui che noi sappiamo e leggiamo che Dio è santo, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio perdona, che c'è grazia per il peccatore. È grazie alla scrittura. Ma se noi non conosciamo la scrittura, noi non possiamo conoscere Dio, perché Dio si rivela per mezzo della sua parola. E secondo, non possiamo conoscere la potenza di Dio. Se noi non abbiamo esperienze con Dio, non possiamo sapere ciò che Dio può fare in nostro favore o ciò che Dio non può fare. Non possiamo sapere fin dove Dio può arrivare, perché noi, se non conosciamo la potenza di Dio. Quindi per avere timore di Dio bisogna conoscere le scritture. Bisogna conoscere la potenza di Dio, ossia bisogna avere esperienza con Dio. Bisogna sapere che il Dio che ha aperto il Mar Rosso per il suo popolo è in grado di aprire il Mar Rosso anche nelle nostre vite. Senza conoscenza di Dio non c'è timore di Dio. C'è un passaggio della Bibbia, il popolo di Israele sempre. Il popolo voleva carne e non conoscendo Dio, il popolo non è andato da Dio dicendo: Padre, guarda, grazie perché fin qua tu ci hai guidati, grazie per la manna che tu ci dai ogni giorno, guarda, vorrei della carne per favore. Potevano farlo benissimo. Invece cosa hanno fatto il popolo? Così hanno detto: in Egitto noi avevamo carne a volontà, pesci a volontà, c'era la cipolla, l'aglio, c'erano i cocomeri, in Egitto noi stavamo bene, qui noi non vediamo altro che questa manna. Il popolo ha disprezzato il pane che Dio stava dando loro dal cielo, dicendo: qui non c'è altro che questa manna.
Se loro avessero conosciuto Dio, avrebbero saputo che Dio è il Dio che provvede, Yahweh, Ire, il Dio che provvede. Il Signore Gesù è venuto qua e ci ha dato un insegnamento che se noi che siamo malvagi sappiamo dare buoni doni ai nostri figli, quanto Dio che è il Padre perfetto sa dare buoni doni ai propri figli. E dice così, se tuo figlio ti chiede un pane, gli daresti una pietra per caso? Se ti chiede un pesce, gli dai un serpente? Se ti chiede un uovo, gli dai uno scorpione? Certo che no. Quindi se noi siamo capaci di dare buoni doni ai nostri figli, quanto il Padre Celeste darà cose buone a coloro che glielo domandano. Darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Il popolo non conosceva Dio. Il popolo aveva visto sì, segni, prodigi, miracoli, ma il popolo non conosceva Dio, non aveva una relazione personale con Dio. E ciò che voglio mettere enfasi questa sera è questo: noi dobbiamo avere una relazione personale con Dio, noi dobbiamo conoscere Dio personalmente. Non possiamo accontentarci di miracoli, eccetera. È camminare con Dio ogni giorno della nostra vita. Il profeta Ezechiele, nel capitolo 42 se non sbaglio, la Bibbia parla che c'è un fiume che esce dal Tempio di Dio. E l'angelo del Signore dice a Ezechiele, in misura 1000 cubi di 500 metri, dice: Ezechiele, entra. Ezechiele comincia a camminare in quest'acqua, dopo 500 metri l'acqua gli arriva alle calcagna. Allora l'angelo misura altri 1000 cubiti, altri 500 metri, dice: Ezechiele, prosegui. Ezechiele cammina e l'acqua gli arriva alle ginocchia. Altri 1000 cubiti, altri 500 metri, Ezechiele cammina e l'acqua gli arriva ai fianchi. E poi altri 500 metri e l'acqua era così fonda che non riusciva più a camminare. Questo è dove Dio vuole portarci. Non importa quanto tu conosci Dio, magari tu pensi: io ho già conosciuto Dio, ma magari la tua conoscenza di Dio arriva ai talloni ancora. Magari tu dici: io già da anni che invece cammino con Dio, ma magari la tua conoscenza di Dio è arrivata qui, sulle ginocchia. Dio è infinito, non basterà l'eternità in cielo per conoscere Dio, noi dobbiamo conoscere Dio ogni giorno di più. Non basta conoscerlo così, nel senso, Dio è inesauribile, noi sempre avremo da imparare da Dio, sempre avremo da conoscere di Dio, perché Dio è infinito. Nel libro del profeta Osea sta scritto, capitolo 4, versetto 6, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Tante volte usiamo questo testo per dire che è mancanza di conoscenza delle scritture, e non è sbagliato, è vero, ma nel versetto 1 dello stesso capitolo il Signore dice così: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Il mio popolo perisce perché non mi conosce, non sa chi io sono, non conosce il mio carattere, non conosce la mia essenza, non conosce i miei attributi, non conosce come servirmi. Quanti falsi profeti stanno ingannando tante persone perché non conoscono le scritture, ed è vero, ma non è solo non conoscere le scritture, è anche non conoscere Dio, la persona di Dio, il carattere di Dio, la essenza di Dio. Quante volte abbiamo già sentito questa frase, che lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito Santo non è un venticello, non è un fuocherello, non è un brivido che sentiamo nel nostro corpo, è una persona, e come persona ha sentimenti, come persona si rattrista, come persona si irrita, e la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Lui è geloso di noi, Lui vuole stare con noi, Lui vuole passare tempo con noi, Lui vuole che lo conosciamo. E quanto tempo, domandiamo a noi stessi, nella nostra giornata noi dedichiamo a Dio, a conoscere Dio? Non è andare da Dio in preghiera solo dire: Dio, benedici la mia casa, la mia famiglia, il mio lavoro, e dire: Dio, io voglio conoscerti, voglio sapere chi tu sei, voglio conoscere il tuo carattere, voglio sperimentare la tua gloria. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Le persone non mi conoscono, dice il Signore. Il Signore stava dicendo al suo popolo: voi non mi conoscete, non sapete chi io sono. Abbiamo bisogno di conoscere Dio.
Abbiamo bisogno di sperimentare di più di Dio. L'Apostolo Pietro dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, crescete. Sempre il profeta Isaia nel capitolo 6 dirà così: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Nella traduzione in portoghese dice così: conosciamo e proseguiamo nel conoscerlo. Non basta accettare Gesù una volta, dobbiamo camminare con Gesù tutti i giorni della nostra vita. Tutti i giorni della nostra vita. Quindi è questo, cari fratelli, timore di Dio. Che il nostro 2025 possa essere basato su questo, sul timore di Dio. Se io ti domandassi qui chi vuole prosperare in questo 2025, alzi la mano. Non è peccato dire che una persona vuole essere prospera, alzate la mano. Chi vuole essere prospero nel 2025? Prosperità non significa solo soldi, significa gioia, significa matrimonio felice, significa figli benedetti, significa tante cose. Chi vuole questo, alzi la mano, faccia così: voglio essere benedetto. Bene. Qual è la benedizione? Come faccio a essere benedetto? La Bibbia ci racconta una storia di due donne, Sifra e Pua, levatrici ebree. Cosa facevano? Cos'è la levatrice? Queste donne assistevano le altre donne quando partorivano. Ok? Le donne stavano partorendo, loro erano lì che assistevano. Bene, il faraone aveva dato un ordine a queste donne. Ha detto: quando voi assistete le ebree che stanno partorendo, quando nascerà un maschio, uccidetelo. Se invece è femmina, lasciatelo vivere. Queste donne, dice la Bibbia, che per timore di Dio non hanno ubbidito alla voce del faraone. E sai cosa dice la Bibbia? Esodo 1:21, metti qua per favore. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Vuoi prosperità nella tua vita? Vuoi prosperità nel 2025? Il segreto sta nel temere Dio. Se noi temiamo Dio, abbiamo rispetto per Dio, riverenza a Dio, ci obbediamo ai Suoi comandamenti, noi avremo un 2025 spettacolare, prospero in ogni area della nostra vita. Ma il segreto è questo: temere Dio. Non c'è formula magica, è solo temere Dio. Se noi temiamo Dio, Dio ci fa prosperare. La nostra fede non può essere basata su ciò che le altre persone vivono con Dio. Noi dobbiamo avere le nostre testimonianze, noi dobbiamo avere la nostra esperienza con Dio. La Bibbia ci dice che Giobbe, nella fine della sua lettera, alla fine del suo libro, dice così: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Tante volte noi veniamo in chiesa e sentiamo parlare di Dio. Ci sono tante persone che vengono in chiesa e hanno sentito parlare di Dio, hanno sentito che Dio è buono, hanno sentito che Dio provvede, ma non hanno mai sperimentato tutto questo. E la Bibbia dice così: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Basta provare, il Signore è a disposizione, il Signore vuole mostrare la sua supremazia al di sopra di ogni altra divinità e sopra ogni cosa. Dobbiamo solo andare da Lui e sperimentare. Che questo 2025 possa essere caratterizzato da questo timore di Dio. C'è una preghiera che il re Davide fa nel Salmo 86. Il re Davide dice così: Signore, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Ed è questa la preghiera che vorrei che facessimo questa sera: che Dio unisca il nostro cuore al timore del suo nome. Che noi possiamo fare, prima di fare ogni passo, possiamo chiedere a Dio: Dio, è della tua volontà? Sì o no? Vuoi che vada per di qua? Vuoi che vada di là? Questo è timore di Dio. Se una persona teme Dio, chiede a Dio ogni cosa, prima di fare un passo chiede indicazione, chiede direzione a Dio. Amen. Preghiamo in questo momento affinché Dio spanda su di noi il suo timore. Preghiamo. Padre Santo,
Siamo qui, Signore, davanti a te, ti ringraziamo, Signore, per la tua parola, perché la tua parola è potente, Signore, da trasformare vite. La tua parola è un martello che spezza il sasso, Signore. La tua parola è potente, Signore, e non torna a te a vuoto senza aver compiuto ciò per cui tu l'hai mandata. Noi ci presentiamo davanti a te, Dio, prima di tutto ti chiediamo perdono se tante volte, Signore, non abbiamo avuto timore di te e non abbiamo dato, Signore, il dovuto rispetto e non abbiamo dato la giusta riverenza per chi tu sei, per la tua persona, per il tuo carattere, Signore. Perdona, Signore, i peccati della tua Chiesa. Noi ci umiliamo davanti a te, Signore. Vogliamo avere un cuore che ti teme, Signore, e ti preghiamo questa sera che tu possa unire il nostro cuore al timore del tuo nome. Vogliamo, Signore, rispettarti. Vogliamo, Signore, avere riverenza. Vogliamo, Signore, riconoscere la tua supremazia, Dio, nelle nostre vite. Tu sei al di sopra di tutto, tu sei al di sopra di tutti, e vogliamo che questa cosa sia fondamentale dentro le nostre vite, dentro le nostre case, dentro il nostro lavoro, ovunque andiamo, Signore. Vogliamo avere timore di te, vogliamo avere timore di te, e ti preghiamo, Dio, non so quanto ogni persona che è qui presente ti abbia conosciuto, ti conosce o ti conosceva in passato. So solo che tu, Dio, vuoi che noi ti conosciamo ogni giorno di più, che ci sforziamo, Signore, nel conoscerti. Quindi voglio pregare, Signore, affinché tu ti riveli a noi, affinché tu venga a rinnovare, Signore, le nostre vite con te, affinché quando saremo a casa o ovunque saremo, che pregheremo, Signore, che le nostre preghiere non sia solo una lista della spesa, non sia solo, Dio, fai questo, fa quest'altro, benedici qua, benedici là, ma che la nostra preghiera possa cominciare ad essere: Dio, mostrami la tua gloria, Signore, mostrami la tua faccia, mostrami la tua bellezza, mostrami la tua fedeltà. Io voglio conoscerti, io voglio camminare con te, io voglio sperimentare la tua gloria. Io non voglio accontentarmi dell'acqua che arriva alle caviglie, non voglio accontentarmi dell'acqua che arriva alle ginocchia, non voglio accontentarmi dell'acqua che arriva ai fianchi. Voglio, Signore, immergermi nel fiume dello Spirito e vedere, Signore, il tuo soprannaturale. Voglio vedere i doni dello Spirito essere manifestati nella tua Chiesa, nella mia vita. Voglio credere, Dio, che tu sei un Dio potente che opera in mezzo a noi fino ad oggi. Tu non sei un Dio muto, tu non sei un idolo, tu hai mani e le tue mani non sono accorciate, le tue mani sono distese per benedire il tuo popolo, per benedire la tua Chiesa e per dimostrare che tu sei al di sopra di ogni divinità, di ogni idolo che c'era fuori, di Satana, dei suoi demoni, di ogni peccato. Tu sei al di sopra. Sii esaltato, Dio. Sii esaltato, ci umiliamo, togliamo la corona dalla nostra testa, del nostro io, del nostro orgoglio, e lo buttiamo davanti a te, dicendo: tu sei il Re, tu sei degno di ricevere onore, gloria, potenza, splendore, maestà, perché tu sei l'unico Dio, tu sei l'unico, non c'è Dio al di fuori di te. Vogliamo temerti, Signore. Vogliamo temerti. Voglio che questa parola, Signore, non entri nelle orecchie, ma entri nel cuore e cambi, trasformi vite. Onora la tua parola in questa serata, Signore. Onora la tua parola, che nessuno venga a uscire di qua senza temerti, senza avere rispetto per te, senza avere riverenza sulla persona che tu sei. Tu sei perfetto, Dio, in tutta la tua essenza, il tuo carattere è bellissimo, la tua santità, la tua giustizia, la tua benevolenza, la tua ira, tutto è fantastico. Tu sei perfetto, Dio, tu sei perfetto. Grazie, grazie per il privilegio che abbiamo di conoscerti, Dio. Grazie, Dio, perché è piaciuto a te rivelarti a noi, Signore. Ti sei rivelato. Quale uomo potrebbe conoscerti se non fosse tu, Dio? Tu ti sei rivelato, tu ti sei fatto conoscere. E se oggi noi possiamo avere una vita con te, Dio, è perché tu ti sei fatto conoscere. Grazie perché ti sei fatto conoscere, Dio. Grazie perché ci hai chiamato, Signore, da quel mondo sporco, pieni di peccati, incatenati, Signore, dal peccato. Tu ci hai chiamato, Signore. Tu hai rotto tutte le catene. E oggi abbiamo il privilegio, Signore, di vivere una vita per te. Sii esaltato, Dio, noi ci umiliamo, ti ringraziamo, Dio, ti siamo grati. Non vogliamo essere come il popolo di Israele che ha visto i tuoi miracoli ma non ti ha conosciuto. Noi vogliamo conoscerti, Dio.
Noi vogliamo conoscerti, noi vogliamo sperimentarti, vogliamo gustarti ogni giorno della nostra vita. Voglio pregare qui e profetizzare, Signore, per un 2025 prospero per ogni persona che crede in questo luogo. E la base, Signore, di questa prosperità sta nel timore del tuo nome. Datti, Signore, il posto che ti meriti, ossia il primo posto della nostra vita. Non vogliamo più, Signore, che tu sia all'ultimo posto. Se avanza il tempo, prego. Se avanza il tempo, leggerò la Bibbia. Se avanza il tempo, no, Dio. Tu sei il primo posto. Quindi prima faccio le cose tue, prima ti cerco, prima prego, prima leggo la parola. E se avanza il tempo, farò qualcos'altro. Ma tu, Dio, ti meriti la primizia. Ti meriti la primizia. Perché sei al di sopra di tutto. Sei al di sopra di tutto, ti meriti il primo posto nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra casa, Dio. E questo 2025 ogni casa sia sottomessa a te, ci sia timore, che i figli crescano nel timore del tuo nome, riconoscendo la tua supremazia, Dio, la tua divinità. Tu siedi ancora sul tuo trono, tu non hai perso, Signore, la tua autorità, tu siedi sul tuo trono ancora. Sei esaltato, Dio, sei glorificato, sei bellissimo, sei bellissimo, sei bellissimo, Gesù, sei bellissimo. Ti dobbiamo tutta la nostra vita, Dio, nelle tue mani. Noi non ci meritiamo nulla, Dio, è per la tua grazia, è per la tua misericordia, è per il tuo amore. È solo per te, viviamo per te, Dio, per te, per te. Sii esaltato, sii glorificato. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, amen, amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del suo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e solamente adorarti. Oh,
ricerca il tuo volto, più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto, più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Oh, per adorarti. Oh, per adorarti. Oh, per adorarti. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda che cosa la gloria tua. Chi salirà sul monte, chi resterà. Fai che sia io, fai che sia io, fai che io veda la tua gloria, la gloria. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà dove a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria. Ancora una volta, chi salirà? Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che sia io, tutti insieme, Padre. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti, per adorarti, per adorarti. Non c'è un altro, solo tu sei santo, santo, non c'è nessun altro, non c'è un altro uguale, soltanto tu sei santo, santo. Non c'è un altro uguale, tu sei santo, santo, non c'è nessun altro, non c'è un altro uguale, solo tu sei santo, santo, santo.
nostre voci in questo coro. Crediamo a Dio che Lui è santo. Santo, santo, santo. È il nome al di sopra di ogni altro nome. E questa chiesa lo adora. E questa chiesa lo teme. E questa chiesa vuole conoscerlo e arrivare in profondità alla sua presenza. Possiamo fare un applauso al nostro Dio santo, eterno in gloria, eterno in grazia, eterno in bontà e in misericordia. A Lui ogni onore, a Lui ogni gloria, nei secoli dei secoli. Terminare il nostro adorarti, dopo avremo la cucina, qualcosa da mangiare, se possiamo accendere le luci per terminare. Volevamo anche, prima di festeggiare i compleanni, se ci sono i compleanni questa sera, volevamo fare un ringraziamento speciale. Penso che tutti quanti voi abbiate visto molti fotografi, videomaker oggi che giravano per il pulpito, per la chiesa, perché nel pomeriggio abbiamo avuto un workshop di video, di foto, che è stato fatto dai nostri fratelli Rogerio, non lo vedo, eccolo là dietro, e Kelly che è qua davanti, che sono, per chi non li conoscesse, sono i genitori del nostro chitarrista Giampaolo.
sono venuti là dal lontano Romano De Zellino per aiutare la Chiesa in questa crescita ministeriale del nostro Ministero di Comunicazione, di Regia. Quindi vogliamo ringraziarli questa sera per questo aiuto che avete portato alla Chiesa, che Dio possa benedire la vostra vita, ricompensarvi per quello che avete fatto qua oggi in mezzo a noi. Credo che ognuno di noi abbia qualche pane, qualche pesce da portare alla casa del Signore per aiutare l'opera di Dio. Oggi Rogerio e Kelly hanno portato i loro 5 pani e 3 pesci per aiutarci affinché il Ministero di Comunicazione possa avanzare sempre di più e l'opera di Dio essere sempre più bella, perfetta, eccellente davanti ai Suoi occhi e per tutta la Chiesa. Amen. Quindi vogliamo ringraziarvi, possiamo fare anche un applauso ai nostri fratelli che si sono disponibilizzati oggi per questa missione. Amen. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, da sabato scorso a questo sabato? Guglielme, Sotterio, è vero Sotterio, è vero. Guglielmo, perché Guglielmo non è venuto la settimana scorsa? È vero, Guglielmo, devi prenderti anche tu. Ma c'è qualcun altro che non è venuto la settimana scorsa? William, William, mi ricordavo che c'era qualcuno, ce ne ricordavo. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, non abbiate vergogna. Clarinha. Basta? Qualcun altro che riesce a vincere la vergogna? Non riceverete un assegno di 1.000 euro, ma almeno riceverete la benedizione del nostro Signore per questo anno, che vale anche di più. Possiamo allora fare gli auguri, possiamo fare una preghiera per benedire le loro vite. Ti chiedo di stendere la tua mano verso di loro e preghiamo insieme. Signore Gesù, ti chiediamo in questo momento di prendere, Signore, le vite di Guglielmo, di Soterio, di William, di Clara, Signore, e fare di questo loro anno un anno meraviglioso, un anno pieno della tua gioia, un anno pieno della tua allegria, della tua pace, della tua salute, della tua prosperità, Signore, un anno benedetto da te e ricolmo della tua presenza. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Se possiamo stendere, aprire le nostre mani per ricevere anche noi questa stessa benedizione per almeno questa settimana da parte del nostro Signore Gesù, affinché la sua gioia possa riempire le nostre case, la sua pace possa riempire le nostre famiglie, la unione, l'amore che viene da Lui possa essere sempre presente in ogni luogo in cui noi metteremo i nostri piedi in questa settimana, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo